I veronesi sono stanchi del stesso personaggio, sono stufi, vogliono cambiare, vogliono un palazzo trasparente e Sboarina deve renderlo trasparente ai cittadini. Felicissimi anche perché noi siamo del Movimento Giovani Padani, dei giovani della Lega Nord e abbiamo messo ben 2 ragazzi consiglieri e è una grande cosa per i giovani di Verona. Felicissima, non ci mancherebbe altro. Io ho sempre saputo che Federico sarebbe diventato il sindaco di questa città, è la persona più adatta, è la persona che secondo me Verona merita. Quindi ne sono contentissima. Bello come lei. Nuovo ossigeno, riconquistiamo nuovo ossigeno, una nuova possibilità. Sempre stata con Federico, io Tosi non l'ho mai sopportato. È una grande vittoria, siamo riusciti a cambiare Verona, veramente. Ci siamo dette a una vittoria per Verona. I valori fondanti del movimento Verona Pulita di Michele Croce sono quelli di legalità, di trasparenza e di competenza, quelli che l'amministrazione Tosi ha negato fino ad oggi e quindi proprio per questo che sarà il cambiamento che è necessario per la città. Moltissimissimo. È una vittoria che riporta la Lega nel posto che meritava. Cominciamo perché Verona ha bisogno di un nuovo sindaco e anche di una nuova Lega.